Il 2018 è stato l'anno dei tre presidenti. Al presidente Franco Jacopo, che ha concluso l'11ª legislatura, nella metà dell'anno è succeduto l'amico presidente Ettore Romoli, che ha inaugurato la 12ª legislatura da presidente del Consiglio regionale. Purtroppo, come sapete, è venuto a mancare dopo alcune settimane di lavoro e a lui va il ringraziamento e il ricordo commosso, oltre che mio, dell'intero Consiglio regionale. Dopo, nel mese di luglio, sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale, carica che non mi aspettavo e che però ho cercato di svolgere in questi primi mesi di legislatura con spirito di servizio, cercando di interpretare tutti gli aspetti di quest'Aula così variegata e così anche importante dal punto di vista del futuro della nostra Regione. I primi atti che abbiamo svolto in Consiglio regionale si sono rivolti essenzialmente verso un sentimento di pace e recuperare quella convivenza, quella collaborazione tra le comunità che è fondamentale per il progresso delle nostre famiglie. Ritengo che proprio la comunità regionale possa rappresentare anche negli anni a venire un elemento di riferimento essenziale per il rilancio di un concetto di Europa che negli ultimi anni è andato in crisi. Io credo che la risposta a questa crisi europea sia essenzialmente non la chiusura entro gli Stati nazionali, ma debba essere invece la collaborazione tra le comunità regionali, sia del nostro Paese ma anche degli Stati limitrofi. E oltre a questa idea, questo auspicio di Europa delle regioni e delle comunità, abbiamo legiferato sulla sanità, ridisegnando una governance che riteniamo più a dimensione di cittadini e di famiglie, una governance della sanità che cerchi di rispondere direttamente ai bisogni primari di salute dei nostri concittadini. Abbiamo fatto una legge finanziaria che ha tre principi fondamentali che la governano. La prima è un contributo alle famiglie come elemento fondamentale della convivenza civile della nostra regione, puntando al sostegno ai figli attraverso i contributi per i secondi figli nell'asilo nido, contributi per il trasporto scolastico. Abbiamo anche impostato una forte risorse destinate agli enti locali, ai nostri comuni, perché sono un elemento fondamentale del tessuto della nostra regione, del tessuto istituzionale. Abbiamo messo decine di milioni finalizzati proprio agli investimenti per far ripartire anche la macchina dei lavori, delle piccole aziende artigiane della nostra regione. E infine siamo intervenuti con l'abbattimento delle tasse sul lavoro, abbiamo tagliato l'IRAP, abbiamo fatto una serie di interventi che dovranno agevolare il lavoro, che è la vera sfida per il futuro, perché il lavoro è connaturato direttamente con la dignità delle persone. Abbiamo concluso il 2018 con la riforma degli enti locali, abbiamo reso le unioni territoriali intercomunali facoltative e ci siamo assunti un impegno sul 2019 per ridisegnare un ente di area vasta al quale consegnare anche parte delle competenze della Regione per far sì che le scelte siano sempre più prese vicine ai cittadini, quel principio di sussidiarietà che dovrebbe e deve, secondo me, governare le istituzioni non solo di questa Regione. Dicevo la speranza per il 2019. La speranza è riuscire ad avere con lo Stato dei rapporti che consentano alle risorse del Friuli-Venezia Giulia di rimanere nella nostra regione e controllate dai nostri concittadini proprio nel loro utilizzo. E crediamo che in questo la Giunta regionale dovrà svolgere un grande ruolo. E allora il 2019 vorrei, io da Presidente del Consiglio regionale, interpretando credo anche il pensiero dei miei colleghi consiglieri, una regione più giusta, una regione più sicura, una regione più solidale. E questo è l'augurio che faccio per me e per i consiglieri per il 2019.